Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Diretta Medica. Nonostante le restrizioni e i lockdown degli ultimi mesi, continua ad esserci un elevato numero di persone che si infettano e che rimangono al proprio domicilio, che si infettano e che hanno necessità di cure. Quali sono le indicazioni e cosa si può fare quando si è al proprio domicilio? Esistono dei protocolli ormai standardizzati rispetto ai pazienti ricoverati? Ci sono notizie su nuove terapie? Oggi abbiamo qui con noi il dottor Pietro Colletti, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive Covid, ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo, e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Dottor Colletti, innanzitutto benvenuto e grazie per la sua disponibilità. Partiamo subito con la prima domanda. Quali sono i protocolli assistenziali e quali sono i farmaci da utilizzare nel paziente non ricoverato che è al proprio domicilio? Grazie a voi per l'invito e grazie per la possibilità che mi date di parlare di questo importantissimo argomento. Ad oggi non è disponibile alcun farmaco che abbia dimostrato in modo solido un'efficacia nel prevenire la comparsa dei sintomi o nel modificare l'evoluzione della malattia nei soggetti asintomatici. Non esiste alcun trattamento che abbia dimostrato di essere efficace nei soggetti sintomatici nelle fasi iniziali dell'infezione per migliorare il decorso clinico o la sua evoluzione. Quindi cosa fare nei soggetti sintomatici con sintomi lievi che rimangono a casa? Intanto una vigile attesa, idratazione e nutrizione adeguata, non modificare terapie croniche per altre comorbidità tipo gli antipertensivi, gli anticoagulanti, gli antiaggreganti, non utilizzare supplementi vitaminici, integratori alimentari. Nessuna situazione di emergenza sanitaria giustifica l'uso di sostanze la cui efficacia non è provata. Non utilizzare mai farmaci mediante aerosol per evitare il rischio della diffusione del virus all'interno dell'ambiente domestico. Se è necessario, utilizzare sintomatici, il classico paracetamolo o antinfiammatori se non sono controindicati, solo in caso di febbre o di dolori articolari o di dolori muscolari. Andiamo al cortisone. L'uso del cortisone è raccomandato soltanto nei soggetti con malattia Covid-19 grave che necessitano di ossigenoterapia. L'utilizzo del cortisone, come in tutte le malattie virali, nella fase iniziale potrebbe avere un impatto negativo sulla risposta immunitaria. Pertanto l'uso del cortisone al domicilio può essere preso in considerazione solo se c'è un peggioramento o il quadro clinico non migliora entro le 72 ore, questo peggioramento dimostrato per esempio dalla misurazione dell'ossigeno mediante il saturimetro. Gli studi anzi che hanno dimostrato l'utilità del cortisone ci dicono che c'è una riduzione di mortalità con basse dosi di cortisone, si usa il desametasone a 6 mg al giorno per un massimo di 10 giorni, ma è possibile anche sostituirlo con equivalenti per bocca. Si parla molto dell'eparina. L'uso dell'eparina è raccomandato soltanto nei pazienti che hanno un'infezione respiratoria acuta e hanno una ridotta mobilità, cioè stanno a letto, in assenza di controindicazioni, ma bisogna anche tenere conto di alcuni parametri di laboratorio. L'uso dell'eparina non è raccomandato nei soggetti che stanno a casa e che non sono costretti a letto. Andiamo agli antibiotici. Come sempre noi facciamo un grande uso di antibiotici. In questo caso, in modo particolare, l'uso rutinario degli antibiotici non è raccomandato. Si può ricorrere agli antibiotici solo se il quadro clinico peggiora, per esempio c'è una ripresa della febbre, un peggioramento delle condizioni generali. In questo caso sospettiamo una sovrainfezione batterica. Perché questo? Perché l'uso indiscriminato degli antibiotici può determinare l'insorgenza e il diffondersi quindi di infezioni da germi multiresistenti difficili da trattare. Non c'è nessuna prova certa di efficacia di idrossiclorochina, non c'è nessuna indicazione all'uso dell'azitromicina per motivi diversi da quelli di cui abbiamo parlato prima, cioè il sospetto di una sovrainfezione batterica. Infatti bisogna evitare l'uso dell'azitromicina se non si è assolutamente certi, per esempio, di provocare eventi avversi severi causati dalle interazioni farmacologiche tra questo farmaco ed altri farmaci. Ricordo a tutti che è molto comune assumere le statine per le ipercolesterolemie, per esempio la statina non può essere presa assieme all'azitromicina
l'azitromicina. Se proprio è necessario, prenderemo degli antibiotici più maneggevoli, tipo il classico amoxicillina acido clavulanico. Tutto questo e l'ossigenoterapia, se necessaria, deve essere fatto sotto stretto controllo del medico. Grazie dottor Colletti per questa analisi approfondita e molto chiara. Qual è il luogo di cura più adatto e quali sono le terapie per il paziente che necessita di ospedalizzazione? Il Servizio Sanitario Regionale ha messo a disposizione in pochissimo tempo vari luoghi di cura, il setting di cura. Il setting di cura, la destination, cioè il posto adeguatamente attrezzato per l'assistenza caso per caso, deve essere deciso dai medici dei servizi di emergenza e urgenza, dal 118, dai medici del pronto soccorso, che utilizzeranno tutte le risorse che il sistema sanitario regionale ha messo a disposizione, quindi i reparti Covid per acuti, i reparti Covid con cure semi-intensive dove ci sono le apparecchiature idonee per l'ossigenoterapia con macchine, gli umidificatori ad alti flusso, i ventilatori per la ventilazione non invasiva e per ultimo la terapia intensiva. Che farmaci fare? Bene, questa è una malattia in cui abbiamo poche armi, ma alcune certezze. Per esempio, il cortisone. Il desametasone è l'unico trattamento farmacologico che ha dimostrato un beneficio in termini di riduzione della mortalità. I dati provengono dall'esperienza clinica accumulata, ormai possiamo dire da un anno, e da due grossissimi studi internazionali. Le eparine a basso peso molecolare di norma vanno utilizzati a dosi profilattiche, cioè a dosi basse, che sono le dosi che vengono usate per la prevenzione degli eventi tromboembolici. Solo in alcuni casi selezionati devono essere usate a dosi più alte. E poi c'è il farmaco antivirale, è il Remdesivir, è l'unico farmaco antivirale approvato, è approvato da AIFA, soltanto per i soggetti in cui è dimostrata radiologicamente con la TAC una polmonite Covid, soltanto in quelli che richiedono un'ossigenoterapia supplementare non in alti flussi, non in ventilazione meccanica e che abbiano una malattia iniziata da non più di 10 giorni. È ovvio perché si tratta di un antivirale, quindi deve funzionare nel momento in cui il virus sta facendo il suo danno, deve bloccare il virus. È un farmaco soggetto a un'autorizzazione prescrittiva, cosiddetta eleggibilità, su un registro AIFA. Esiste una piattaforma su cui noi medici abbiamo immediatamente l'autorizzazione dopo aver inserito in modo criptato i dati del paziente. È una procedura che si fa in pochi minuti e il farmaco è immediatamente disponibile e dispensato dalle farmacie centralizzate per zone territoriali della regione. Anche qui un uso consapevole degli antibiotici che devono essere usati solo se necessari. Anche qui solo se si sospetta una sovrainfezione batterica. Il cattivo uso degli antibiotici all'interno degli ospedali potrebbe provocare in futuro, nel futuro più immediato, l'emergenza di ceppi di germi multiresistenti. Dottor Colletti, recentemente si è parlato dell'approvazione di nuovi farmaci. Cosa ci può dire al riguardo? È proprio di questi giorni la notizia su nuovi farmaci approvati. Proprio il 15 gennaio del 2021 l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha ritenuto utile promuovere e supportare uno studio clinico randomizzato al fine di verificare se questi farmaci, gli anticorpi monoclonali ormai utilizzati in tante malattie, possano rappresentare una reale opzione terapeutica in un posto preciso, in un momento preciso della malattia Covid, nella prevenzione della progressione del Covid-19 nei pazienti in fase precoce di malattia. Rapidissimamente, il 2 febbraio, praticamente l'altro ieri, l'AIFA ha dato l'autorizzazione all'utilizzo di questi farmaci, ovviamente sulla base di un protocollo di studio cui possono aderire i centri che ne fanno richiesta. Di che si tratta? Sono anticorpi derivati dai linfociti B, che hanno la capacità di neutralizzare, cioè di bloccare il legame tra il nuovo coronavirus e il suo recettore presente sulle cellule umane. Gli studi clinici fino ad oggi prodotti dimostrano chiaramente che questo approccio può essere utile per prevenire la progressione della malattia, mentre non è provata l'efficacia nei malati gravi. Ce ne sono due in questo momento di anticorpi monoclonali, uno prodotto dalla Lilly e l'altra Regeneron. Gli studi disponibili indicano intanto un'assenza di beneficio nei pazienti ospedalizzati con fase avanzata di malattia. Allora dove potremmo
posizionarli. Un utilizzo in contesti più precoci che è stato associato a una riduzione della carica virale con evidenze preliminari di un minor utilizzo di risorse sanitarie, cioè il paziente che assume questi farmaci e che rapidamente elimina il virus potrebbe non essere ospedalizzato, potrebbe non accedere al pronto soccorso. Non sono ancora disponibili informazioni su risultati sugli outcome clinici più rilevanti come la riduzione dell'accesso in terapia intensiva, la riduzione della necessità di intubazione o la riduzione della mortalità. Quindi a chi li destiniamo? Ai soggetti positivi per SARS-CoV-2 nella fase precoce di malattia, non ospedalizzati, per esempio quelli che hanno accesso al pronto soccorso, con o senza comorbidità che possano aggravare la prognosi del Covid-19. Gli studi dovranno confrontare questi due prodotti monoclonali rispetto all'attuale standard of care, lo standard di cure approvate di cui abbiamo parlato un attimo fa. Valuteranno i risultati clinici rappresentati quindi dalla progressione di malattia o dalla necessità di ospedalizzazione. Ci dicono che sono farmaci costosi, ma in realtà le spese dello studio saranno coperte dall'Agenzia per il farmaco, sia per quanto riguarda i farmaci, sia per quanto riguarda i costi di conduzione degli studi. Quanto al rapporto costo-beneficio, è ovvio che possiamo affermare con certezza che se c'è un'indicazione appropriata, il tempo di utilizzo è appropriato, cioè poche ore o pochi giorni dopo la documentata infezione, in coloro che hanno un elevato rischio di progredire e di sviluppare la patologia grave, nonostante il costo elevato del farmaco, avremo un risparmio di costi di ricovero in terapia intensiva e ovviamente un notevolissimo beneficio in termini di salute. Su questo aspetto innovativo, di cui vi ringrazio per la domanda, è necessario una considerazione. A volte gli organi di informazione, specie in questo periodo, tradendo la loro mission in un momento così complesso, utilizzando pareri personali di singoli, di cosiddetti esperti, sponsorizzano farmaci, protocolli, approcci terapeutici e gestionali che non sono supportate da evidenze scientifiche. Altre volte vengono propagandate come assolutamente efficaci, certamente efficaci e disponibili terapie ancora in corso di studio. E qua mi permetto di dire che l'espressione ars medica non sottintende che la medicina è un'arte nel senso più vulgato del termine. Ars medica, lo ricordiamo tutti, è un trattato di medicina, è un trattato del medico e filosofo Galeno 130 anni d.C., che per lungo tempo è stato il testo fondamentale dell'insegnamento del medico universitario. Il medico quindi non è un artista, ma è un professionista che lavora con regole certe, precise, scritte matematiche, e queste regole nascono da quella che noi chiamiamo evidence-based medicine, medicina basata sulle evidenze. Tutto ciò che è in difformità a queste regole certe e tutto ciò che viene propagandato in modo non corretto genera confusione, genera false speranze, distoglie dall'unica cosa che le persone devono fare, che è nota da secoli. Noi ci troviamo di fronte a una pandemia che nei secoli passati sono state chiamate pesti, poi chissà che cosa erano, poteva essere in effetti la peste, potevano essere altre malattie, comunque grandi epidemie. Allora, in attesa che nuove terapie certe, in attesa che la campagna vaccinale sia implementata e completata, come ci insegna il nostro concittadino, il protomedico Gianfilippo Ingrassia nel 1550, gli strumenti per combattere le epidemie sono ignis furca et aurum. Ignis furca et aurum sunt medicina mali. Ma come lo traduciamo ai giorni nostri? Norme e misure per evitare il diffondersi del contagio, il fuoco con cui venivano bruciate gli effetti personali o i cadaveri durante la peste, non ne abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di impedire il diffondersi del contagio. Misure di controllo, furca, speriamo di no, per verificare che le misure vengano adottate. Aurum, impegnare risorse per la scienza e per rendere il servizio sanitario sempre più efficiente. Sappiamo che lei, dottor Colletti, in qualità di infettivologo, si è fatto promotore, assieme a un gruppo di suoi colleghi infettivologi e psichiatri, di un'istanza per inserire tra le categorie prioritarie che hanno accesso al vaccino una fascia della popolazione particolarmente fragile. Ci può dire di cosa si tratta? Un grazie particolare per questa domanda. In effetti, i primi di febbraio e immediatamente durante le festività natalizie mi sono fatto promotore, assieme a un foltissimo gruppo di infettivologi e psichiatri, di una istanza
affinché le persone con disabilità psichica ed intellettiva avessero un'immediata priorità nel piano vaccini. Le persone con disabilità psichica ed intellettiva o con disturbo del neurosviluppo devono essere inserite, secondo questa istanza, tra le categorie con accesso prioritario alla vaccinazione, indipendentemente dall'età. Queste persone, come già ci dice l'OMS, devono essere protette dal contagio perché sono maggiormente a rischio di Covid-19. A supporto di questa richiesta abbiamo elencato alcune motivazioni. Intanto la probabilità di decorso grave della malattia e di morte sono più elevate rispetto alla popolazione generale. Poi la cosa più importante, le restrizioni per la prevenzione del contagio rappresentano una criticità estremamente complessa, di difficile gestione per queste persone con disabilità psichica e per i loro familiari, per i loro caregivers. È difficile dire a questi soggetti: continua ad indossare la mascherina, non mi abbracciare. L'isolamento domiciliare o ospedaliero, nel caso dell'infezione, è un isolamento reale, aggrava la patologia psichiatrica, con ulteriore rischio di depauperamento delle funzioni intellettive e affettive, con manifestazioni di scompenso psicotico. Il ricovero in reparto Covid, che è qualcosa di completamente diverso dagli altri reparti, in questi casi è estremamente problematico nel caso di persone con disabilità psichiche e intellettive non collaboranti. Questi soggetti che vivono assieme a noi nelle nostre comunità, non all'interno di strutture residenziali, una gran parte di loro non sono ricoverate in strutture residenziali o semi-residenziali. Circa la metà di questi vivono la condizione di figli giovani adulti, di figli adulti, vivono con uno o con entrambi i genitori. Molta parte di loro non usufruisce di aiuti dei servizi pubblici, non si affida a quelli a pagamento, non può contare sull'aiuto di familiari non conviventi. L'assistenza grava quindi completamente a carico dei familiari conviventi, spesso genitori anziani. Riteniamo pertanto che sia necessario assicurare alle persone con disabilità psichica e intellettiva un accesso prioritario alla vaccinazione anti-Covid, in condizioni di sicurezza, in condizioni di agibilità, nel rispetto delle differenti disabilità e della libertà di scelta individuale e delle loro famiglie. Analoghi appelli erano stati già promossi tra gli altri da associazioni delle persone con disabilità, da associazioni familiari. La nostra istanza ha avuto il supporto, firmata intanto da circa 200 tra specialisti, infettivologi e psichiatri, ha avuto il supporto, l'endorsement di circa 2000 adesioni sui social e ha avuto una iniziale risposta da parte del Commissario nazionale per l'emergenza e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ora, 2 giorni fa è stato approvato il documento della Conferenza Stato-Regioni che però non menziona in modo specifico queste persone fragili. Ci dice che tra le categorie prioritarie ci saranno le persone con particolari fragilità. Ma intanto noi auspichiamo che le procedure applicative di questo nuovo piano vaccini considerino come aventi diritto alla vaccinazione queste persone con disabilità psichica e intellettiva, senza venire meno ai principi regolatori del piano stesso. Pertanto, attendiamo con speranza notizie sulle modalità organizzative sia a livello nazionale che a livello regionale, considerando che già alcune regioni hanno predisposto questo piano. Bene, siamo arrivati al termine di questa intervista davvero molto interessante, quindi grazie ancora dottor Colletti per essere stato qui e per il suo contributo. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di parlare di questi argomenti delicatissimi, importantissimi ed in particolare per avermi permesso di sottolineare alcuni punti importantissimi in questo momento di grande confusione e di necessità di porre delle regole. Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo appuntamento qui su Diretta Medica.